Buongiorno Alex. Buongiorno. Novità? Ancora c'è il virus. Lo so Alex, lo so che ancora c'è il virus, ma senti, oggi lasciamo in pace perché proprio c'è caldo, sto sudando tutto, sto sudando. La trasmissione del virus può avvenire tramite liquidi corporei e quindi anche attraverso il sudore. E che sapeva io? Ma Alex, io sento caldo, E che... tu non lo sentire. Va bene Alex, ho capito. Non toccarti gli occhi. Potresti contrarre il virus attraverso i germi. Ah, nemmeno negli occhi, niente. Che sonno Alex. Non toccarti la bocca. Potresti contrarre il virus attraverso i germi. Fottiti. Non toccarti i capelli. Potresti contrarre il virus attraverso i germi. Insomma Alexa, ma se posso sapere che cosa devo fare? Che... Statti fermo, immobile. Amici insieme, non posso venire perché sono fermo. Appena Alexa mi sblocca, vengo da voi. Ciao. Scusa, ma è un memoria la mia. Io te l'ho regalato, ma non è che hai detto che su tutorialo tu puoi toccare? Tu non puoi toccare, tu la tagliare e basta. Ora facciamo una cosa, io suono e tu canti. Ah, perché sa suonare? Ah, perché tu sai cantare? Vabbè, forza, vai. Me ne vai o è suonare? No, suona, vai. Suona. E suonare o me ne chiedi? Vai, dai, la canzone. Dai o vai? Vai, dai. Dai e vai, tipo gioco di prima o pallone, dai e vai, tutto. Vai, il titolo. Ma vedi che non sai. Pure lui, io a cantare, io a suonare. Sì, e sei da ricogli qua piettino. Pronto? Lo sei? Ma che fa dorme? Professore, ma questo è il modo di svegliare una persona che si è appena appisolata, professore? Cioè, non ho capito, lei entra a casa mia, si siede, si addormenta ed è pure modo di svegliarla. La porta era aperta, io dovevo entrare perché le devo chiedere un favore, professore. Vabbè, ma se la porta è aperta questo non significa che lei può entrare a suo piacimento. Ci chiedo scusa se sono entrato a casa sua, ma lei deve chiedere scusa a me se mi ha svegliato soprassalto. Per giunta, per giunta. Vabbè, ho capito. Mi dica che cosa è venuto a fare. Giovanni, il portiere, mi ha detto se hai bisogno di questa cosa vai dal professore La Parola. Io mi chiamo La Parola, professore La Parola. Allora, il problema è questo, io devo fare i bonus di strutturazione. Che cos'è il bonus? Allora, siccome ci spiego, io ho una casa al mare. Una casa al mare? Sì. Al mare dove, scusa? A Petralia Soprana. Petralia Soprana, e lei la chiama casa al mare, cioè lì siamo nelle Madonie, in montagna, e lei la chiama una casa al mare. Ma io ogni giorno vado a mare, per cui io ci sono andato per andare a mare, perché è una casa a mare. E devo fare i bonus strutturazione, che lo... No, lei la deve ristrutturare, lei deve fare... Deve accedere al bonus ristrutturazione. Bravo. E dice vai dal professore La Parola, che lui... Mi chiamo La Parola. Non mi viene. E che lui c'ha tutto per dire come mi può imparare a insegnarmi come si insegna a fare un... Lei che cosa deve fare? Deve accedere al bonus, che è una specie di sostegno che dà il governo per riparare, per ristrutturare le case. Diciamo io spendo 10.000, 20.000 euro di ristrutturazione e loro me ne danno 50.000, giusto? Come 50.000, scusi? Lei ne spende 10.000, 20.000 e gliene chiede 50.000. Io niente ci devo guadagnare, Rosso. Ma perché lei vuole guadagnare dai soldi pubblici? Ma certo, se uno fa queste cose perché si fanno, queste leggi perché si fanno, che uno... No. Vogliamo pungere il cecco nella montagna? No, non pungiamo niente, lei riceverà i soldi che spenderà. Come si ricevono questi soldi? Esatto. Lei fa la ristrutturazione, lei riceverà un bonus. Praticamente lei potrà detrarre fino al 50% delle tasse che lei paga ogni anno. In che senso? Lei ogni anno non paga le tasse, lei fa la dichiarazione dei suoi redditi. Io? Lei ogni anno non dichiara i soldi che guadagna. Professore, mi perdoni, ma queste sono cose che uno deve dire in piazza. Se io dichiaro, metto in mezzo alla strada, dichiaro che ho guadagnato tanto, queste sono cose personali, qui c'è privacy. Ma non è che lo deve dichiarare a tutto il paese, lo deve dichiarare allo Stato italiano. In che senso? Io queste cose... Lei dichiara i soldi, invece di pagare le tasse, recupera i soldi dalle tasse. Questa cosa mi sta avvenendo nuova. Lei cosa fa?
fa fare le fatture, lei prende tutte Professore, queste mi fatture. perdoni se io la interrompo, ma manco lei mi pare. Giovanni mi ha detto che lei è 200 universitario e poi dice queste cose. Intanto io sono docente universitario. Ah, e lei crede ancora alle maghe, alle fattucchiere, alle mani che ci fa la fattura? Che c'entrano le maglie? Lei ha detto si fa fare la fattura, ma io mi posso fare le fatture, ma forse manco lei mi pare, mi perdoni. Così lei non dimostra che è un 200 laureato, lei dimostra che manco l'elementare, mi perdoni professore. Me la fa una cortesia? Se ne va per favore. Perché Se ne professore? va per favore, cortesia. No, il fatto delle fatture non... Io con i truffaldini come lei non voglio avere niente. Che c'entra? Se ne va, per favore. Questa è una scortesia da parte. Non è una scortesia. Perché se io ci vengo a chiedere aiuto, lei mi parla di fatture. Comunque, professore, la meglio parola è quella che non si dice. Parola. Non so se deve mettere d'accordo, io ce lo tomo su, professore, ma lei si deve mettere d'accordo. O parola o parola. Parola io. Parola. Parola. Sentite, sentite. Che meraviglia, eh? Le voci degli ambulanti per le strade, a me piacciono tantissimo. Mi ricordo quando ero piccolino e passavano quelli per la strada che vendevano tutte cose, gli ambulanti, che vendono spesso cose fresche e anche cose locali. Comprate cose locali, sono più buone. Questo qua per esempio, senti, questo vende pesce, vorrei comprare del pesce da lui, ma o tempo che mi metto in scarpe, che apro la porta, prendo l'ascensore, arrivo giù, apro il portone, poi esco dal cancello, che io già io e io sono sceso inutilmente, tutto sto travaglio per niente. Non ne comprerò mai pesce, mi piacerebbe. E se lui avesse a campare con mia che compro il pesce, mischino, mezzo nasciata. Siamo all'appello, presenti, disgraziati. Che vergogna, dico, che vergogna, non se ne può più, non se ne può ce più. l'hai? Con i 2000, perché com'è possibile che ormai si sia persa l'abitudine di mandare un mazzo di fiori, di scrivere una lettera? Che ne sanno questi 2000, che ne sanno? Ma tu quando nascisti? Nel 2001. E allora? No, ma io dico, sai, il mondo mi sembra senza valori. E fatti l'analisi, può darsi che i pittisti ti fai l'analisi e ti dicono un'altra volta i valori. Stai dicendo, Lella, io intendo, no, tutti i valori di una volta. Mi piacerebbe tanto conoscere il passato. Ah, tu facessi fare io l'ebrica a me e poi vedremo se non ti piace l'ebrica di oggi. Guarda, ti rugno un coppo, Ehi, Lella, con questo outfit mi sento negli anni 50, una protagonista di Grease. Me ne vado. Boh. Cioè io volessi essere più lebrica e io invece voglio essere più lebrica a me. Ma se tu come uno furio, contrario, non ci hai capito più niente. Sei l'ultima. Un signore va dal dottore e gli dice: dottore, mi sa spiegare perché quando io parlo tutta la gente si addormenta? Dottore? Sei l'ultima.